da tutti. Allora, ultimo stralcio di promesse e fatti con Di Pietro, che ho cercato di convincere durante la pubblicità a fare un salto domani mattina, se ci riesce, se torna a trovarci in occasione del 25 aprile, anche per sapere un po' cosa ne pensa. Come usciamo dalla crisi, Di Pietro? Aspettiamo Obama o facciamo qualcosa? Che la crisi c'è è vero, che bisogna uscirne, bisogna che ci vuole un forte impegno di tutte le forze istituzionali e politiche, l'Italia dei Valori ci sta. Noi abbiamo fatto le richieste ben precise. Si rifaccia totalmente il piano infrastrutturale che, così come è previsto dalla legge obiettivo, oggi deve essere rivisto. Ci sono opere che possono essere rinviate e opere che devono essere fatte in via d'urgenza. Mi riferisco soprattutto alla messa in sicurezza per il terremoto. Guardate che questa idea di prendere gli stessi soldi e di spostarli da un capitolo all'altro è un po' una presa in giro. Io vorrei soltanto dire una cosa, ne faccio un esempio. Il giornale... Perché c'è a Trieste che mi stanno facendo un'altra domanda. Diamo una risposta a Trieste? Non so più cosa fare. Buongiorno, volevo chiedere all'onorevole Di Pietro cosa intende fare contro il precariato. Grazie e buon lavoro. Giampaolo, consigliere PD in una circoscrizione. Devo dire che le due cose, questa domanda si somma anche alla precedente. L'Italia dei Valori ha presentato un pacchetto di proposte che prevede che gli ammortizzatori sociali, a cominciare dalla cassa integrazione, si estenda anche al precariato e anche ai lavori atipici, che le piccole e medie imprese possano avere la sospensione dell'IRAP del pagamento a giugno, quantomeno a quelle che hanno avuto il 30% in meno del fatturato, che tutte le imprese che hanno un credito con la pubblica amministrazione possano averlo immediatamente con la fattorizzazione del loro credito da parte della Cassa di Depositi e Prestiti, che l'accesso ai finanziamenti e ai mutui soprattutto da parte delle piccole e medie imprese possa essere favorita e garantita non in relazione al loro patrimonio, perché se uno ce l'ha i soldi non li va a chiedere alla banca, e che quindi questo strozzinaggio continuo venga debellato, che tutte le imprese che vogliono e possono accedere a finanziamenti e a contributi statali, europei o regionali lo possono fare a condizione che garantiscono un'occupazione a tempo indeterminato delle proprie aziende e la non delocalizzazione all'estero, che tutte le imprese possano, ripeto, tutte le imprese possano e debbano pagare l'IVA soltanto a fattura pagata da parte loro, altrimenti rimangono cornuti e mazziati. Abbiamo previsto l'estensione della legge Marziano anche oltre le grandi imprese e anche alle imprese dell'indotto rispetto alla ditta principale che va sotto legge Marziano, per evitare che vi siano delle conseguenze per l'indotto che non sono garantite in alcun modo. Queste e tante altre, i contratti di solidarietà che noi riteniamo debba essere applicato al posto della disoccupazione pure semplice. Queste e tante altre sono i pacchetti di proposte dell'Italia dei Valori, che so essere pacchetti di proposte condivise in alcuni casi sia dalla maggioranza sia dall'opposizione. Bene, qui posso dire il governo finora è venuto in Parlamento per portare leggi sulla giustizia, sul testamento biologico, sul sesso degli angeli. Portassi in Parlamento leggi e provvedimenti in materia economica che rilanci l'impresa, soprattutto la piccola e media impresa, che rilanci la tutela del lavoratore, l'Italia dei Valori, come ha fatto col federalismo fiscale, le voterà.